Amici viaggiatori, ben trovati in un nuovo appuntamento con Viaggiando Viaggiando, sempre alla scoperta delle località più belle vicine a casa nostra. Come ormai nostra consuetudine negli ultimi anni, dopo il ciclo invernale, puntate speciali. Ci troviamo infatti qui nel nostro virtual set di Telechiara per proporvi 4 appuntamenti, per darvi dei suggerimenti per i prossimi fine settimana, magari per delle gite fuori porta, sperando naturalmente che la situazione meteorologica sia favorevole. Questa settimana, in questa prima puntata, protagonista sarà Vicenza, città e provincia. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. E iniziamo proprio da Vicenza, Vicenza città. Nell'autunno scorso abbiamo avuto il piacere e l'onore di visitare quella che forse è la villa palladiana più famosa e più conosciuta in tutto il mondo, Villa La Rotonda. Noi negli anni a Viaggiando Viaggiando abbiamo dedicato parecchie puntate a Vicenza e provincia, però Vicenza città ci mancava una chicca, uno dei simboli di questa bellissima città, uno dei simboli del Palladio, Villa La Rotonda. Alle nostre spalle la vedete nella tutta la sua bellezza. Qui a fianco a me ho il piacere di incontrare Serena Serblin, corresponsabile delle scuderie La Rotonda. Vogliamo raccontare un po' la storia di questa villa che, diciamo, è uno dei simboli di questa città? Beh, direi che dare delle informazioni storico-artistiche è un pochino superfluo, nel senso che qualsiasi libro e pubblicazione parlano in modo esaustivo di Villa La Rotonda. Diciamo che la villa è stata commissionata al grande architetto Andrea Palladio nel 1566 dalla famiglia Almerico, esattamente dal canonico Monsignor Paolo Almerico, il quale ha protratto i lavori per alcuni anni. Dopodiché la villa è passata di mano, è diventata di proprietà della famiglia Capra, che nel 1591 ha completato i lavori e la villa è diventata abitabile. È rimasta per alcuni anni di loro proprietà, poi c'è stato un periodo di buio in cui la villa era dismessa, era ferma, e poi è stata presidio abitativo delle falangi, per così dire, delle truppe tedesche nella seconda guerra mondiale, e poi subito prima della guerra era stata acquistata dalla famiglia Valmarana di Venezia, famiglia potente, famosa, che anticamente, possedendo una flotta cospicua, aveva partecipato anche alla battaglia di Lepanto. Infatti all'interno della villa è possibile vedere un oriflamma di una delle imbarcazioni che hanno partecipato a questa vicenda. E il conte Lodovico Valmarana ricorda con grande piacere spesso che suo padre, il conte Andrea, veniva da Venezia in treno fino a Vicenza e poi dalle scuderie della Rotonda, dove alloggiavano i cavalli e dove c'erano le carrozze, veniva prelevato in stazione e portato qui. Perché ricordiamo, per i nobili del tempo era sì importante naturalmente avere una villa importante, imponente nella città dove risiedevano, quindi in questo caso a Venezia, però era diventato uno status symbol del tempo avere anche una dimora prestigiosa e di rappresentanza, come sicuramente e certamente questa, anche in un'altra località. Sì, assolutamente, anche perché il villeggiare in villa era diventato un must per le famiglie nobili veneziane.
le quali, arricchendosi con i mercati d'Oriente, avevano modo di palesare le loro ingrandite ricchezze con i palazzi sul Canal Grande. Però diventava importante in quel momento poter dimostrare ancora di più la magnificenza dei loro averi, per cui tutti si dotavano di una villa veneta, soprattutto in località nelle quali fosse possibile raggiungere via Acqua, e qui la rotonda era raggiungibile via Bacchiglione. Ahimè, nei giorni scorsi è stata teatro dell'alluvione tutta questa zona di Vicenza, per cui era molto singolare poter avere l'immagine della rotonda tutta circondata di acqua nella parte bassa, come venisse fuori da un atollo. La lungimiranza di Palladio, che l'ha collocata sopra questa collinetta, è stata non solo di dargli l'ambientazione ubicandola secondo il posizionamento dei 4 punti cardinali, ma anche di sollevarla per aumentare il suo prestigio e la sua maestosità. Possiamo dire che questa villa, grazie anche alle moltissime riprese televisive, è diventata un set naturale per tantissimi film, è veramente conosciuta in tutto il mondo. Ma certamente credo che molti si ricorderanno le riprese fatte da Losey per il Don Giovanni di Mozart. È stato un set che è durato, io credo, un buon anno o forse 2, ed era veramente teatro di straordinarie presenze, perché i materiali che si sono visti allora, dai carri, dai personaggi, i costumi, la dovizia e la ricchezza di dettagli, il film è ancora visibile, ma come allora poi ci sono state performance musicali di varia natura e di vario tipo, per cui la rotonda è comunque un sito dei più prestigiosi nei quali poter ambientare qualsiasi cosa. Sapete, la provincia di Vicenza offre veramente molti spunti. Adesso vogliamo andare a Bassano del Grappa, veramente un gioiello, e vogliamo scoprire assieme e ritornare assieme al Museo Remondini. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri telespettatori. Voglio ricordarvi che quest'oggi protagonista è Bassano del Grappa, naturalmente provincia di Vicenza. Siamo all'interno di Palazzo Sturm e in questa seconda parte vogliamo scoprire e visitare assieme questo museo, diciamo abbastanza nuovo, che è appunto Museo Remondini. Ho il piacere di ritrovare dopo qualche mese anche la direttrice dei musei civici di Bassano del Grappa, la dottoressa Giuliana Ericani. Ha visto che ho mantenuto la promessa? Sì. Certamente, sono molto grata a Telechiara, perché soprattutto qui abbiamo un museo di nuova generazione, inaugurato nel settembre 2007. Il Museo Remondini è l'unico museo della stampa esistente in Italia e ci è voluto molto per metterli insieme, anche se nel 1849 l'ultimo erede della dinastia Remondini aveva donato alla città di Bassano un patrimonio enorme, costituito da carte, stampe, libri,
libri, documenti, quanto appunto la fabbrica Remondini in 2 secoli aveva messo in piedi nella città di Bassano, meritando nelle enciclopedie di D'Alembert e Diderot una citazione particolare, perché era la più grande fabbrica del nord-est di fatto. Abbiamo parlato quindi di grandi produzioni qui nel Bassanese, nella prima parte abbiamo parlato di ceramica, adesso le stampe che costituiscono gran parte dell'economia bassanese negli ultimi secoli. Sì, naturalmente la tradizione conclusa alla fabbrica Remondini nel 1849 non si ferma, ma continua con fabbriche certamente di spessore minore, ma continuano la grande tradizione. Questo spazio nel quale ci troviamo è infatti gestito dalla scuola di grafica Remondini, che dedica a questo museo l'aspetto pratico, cioè quello di insegnare come si stampa un libro e come si stampano appunto delle incisioni o delle silografie. Abbiamo voluto, all'interno di un museo che naturalmente narra le vicende di 2 secoli della stampa a Bassano, mettere al centro proprio l'aspetto tecnico della stampa, perché il pubblico capisca come si faceva una stampa dal Cinquecento ai giorni nostri. Dottoressa, vogliamo parlare dell'importanza e della distribuzione che hanno avuto le stampe Remondini un po' in tutta Europa? Le sagome di Luzzatti evidenziano questo ruolo, il ruolo dei colporteur, fossero essi tesini o schiavoni, in giro per l'Europa. La mappa illuminata che ho alle spalle individua in Europa, quindi fino in Inghilterra, a San Pietroburgo, in Spagna, e non lo individua per quanto riguarda le Americhe, che era un altro luogo di distribuzione delle stampe, veramente la diffusione dei libri e delle stampe Remondini nel mondo. Quindi il Museo Remondini inizia con il tema del viaggio dei tesini in giro per il mondo, per ulteriormente segnalare l'importanza di questa fabbrica bassanese in Europa nel Settecento. Siamo entrati nella stanza del tesoro, come dicono le indicazioni, ed è una cosa penso molto affascinante che conquista penso tutti i visitatori che vengono alla scoperta di questo museo. Sì, dicevo, un museo di nuova generazione, quindi un museo con molti supporti multimediali, ma anche con il piacere della scoperta. In questa stanza esponiamo a rotazione, nascosti dalla luce, gli 8.000 fogli dal XV al XVIII secolo che costituiscono la collezione dei Remondini, quindi dalle stampe fiorentine della fine del Quattrocento alle stampe di traduzione, come si dice, cioè di ripresa dai grandi dei secoli precedenti fatti alla fine del Settecento. In mezzo Schongauer, Dürer, Tiepolo, Rembrandt, Rubens, tutti i grandi della stampa di tutto il mondo che i Remondini collezionavano. Allora, in sostanza, parliamo in altre parole, qui vediamo degli stampi, giusto? Ma la cosa bella e particolare è che un visitatore entra in questa stanza e si vede semplicemente questi armadi meravigliosi. Ma questi armadi si possono aprire, giusto? Facciamo vedere ai nostri telespettatori, ad esempio, il primo. Qui praticamente si apre e si scoprono queste meraviglie. Queste sono tutte vetrine coperte, semplicemente. Lo spettatore è invitato ad aprire gli armadi e poi a chiuderli e a vedere all'interno questi stupendi tesori che appunto ho elencato prima. In questa vetrina che è adesso aperta vediamo 2 silografie a più legni, quindi stampe ottenute da legni incisi, ma da più legni, quindi a più colori, e ne vedremo poi alcuni altri esempi, e nella parte sottostante alcuni grandi esempi dei Sadler che riprendono i quadri dei Bassano, che sono l'altro genius loci della città naturalmente. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Vi aspetto fra pochissimo per continuare la scoperta di Vicenza e della sua provincia. A tra poco.
Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, in questa puntata specialissima dai nostri studi di Telechiara, dal nostro virtual set per cercare di scoprire località più belle vicine a casa nostra. In questa puntata protagonista è Vicenza, città e provincia. Una provincia che offre veramente degli spunti molto belli anche dal punto di vista naturalistico. Infatti vogliamo andare alla scoperta dell'oasi di Villaverla. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati i nostri telespettatori. Voglio ricordarvi che oggi siamo in provincia di Vicenza, a scoperta dell'oasi naturalistica di Villaverla. Qui a fianco a me Lorenzo Altissimo, direttore del centro idrico di Novoledo. Ci troviamo in un punto molto particolare, pensate, i protagonisti in questa zona sono il vento, il canto degli uccelli, il rumore dell'acqua, sì, perché proprio vogliamo parlare di flora e fauna che questa, permettetemi, oasi meravigliosa nel cuore della pianura vicentina offre. E qui siamo nel cuore di quest'area perché noi abbiamo lasciato il fabbricato che sta a circa 200 metri più a nord. Qui a sud l'area si estende per altri 150-200 metri, qui siamo proprio nella parte centrale. Attorno a noi abbiamo un bosco. Questo è un bosco realizzato dall'uomo con un progetto durato circa 7-8 anni, quindi all'inizio, fine anni 80, sono stati fatti i primi impianti, poi proseguiti fino a metà degli anni 90, mettendo a dimora circa 30.000 piante tipiche della pianura padana, quindi aceri, farnie, frassino, olmo, quindi tutte specie vegetali che una volta vivevano in queste zone boscate, zone umide. Noi abbiamo appena incontrato più rogge risorgive, qui fianco a noi scorre una roggia che poi darà vita al bacchiglioncello, che a sua volta darà vita al bacchiglione. Sì, veramente si perde un po' anche la cognizione del tempo quando si arriva in un'area, in uno spazio come questo. Io raccontavo prima che quando siamo venuti la prima volta a lavorare qui, ormai più di 10 anni fa, era gennaio e alla sera, quando il sole è tramontato, uno non sapeva se erano le 5, le 6, le 7, le 8, perché poi qui non si sentono le campane, non ci sono rumori, automobili che girano, quindi uno proprio si immerge in un mondo completamente diverso. Parliamo un attimo di quelli che sono gli animali che si trovano in quest'oasi. Abbiamo detto una zona protetta, quindi negli ultimi decenni è stata fatta un'operazione molto particolare. Proprio la particolarità dell'area, cioè il fatto che è recintata, ha fatto sì che l'area diventasse zona di rifugio. Quindi le guardie venatorie della provincia di Vicenza hanno portato qui degli animali, dei capi feriti di capriolo. Questi hanno cominciato a riprodursi e nel giro di una decina d'anni abbiamo avuto una crescita della popolazione fino ad arrivare a 18-20 esemplari. L'anno scorso ne sono nati addirittura 10, quindi diciamo che l'area è anche sovrappopolata. Poi la natura ci pensa lei a regolare, diciamo, il numero degli individui. E la settimana scorsa abbiamo visto un cucciolo appena nato, mi hanno detto che adesso ne è nato un altro, perché questo è proprio il momento in cui nascono i cuccioli di capriolo, che sono bellissimi da vedere, non vanno assolutamente toccati, perché una volta toccati dall'uomo, l'uomo lascia il suo odore e quindi vengono abbandonati dalla madre e sono destinati a morire. 1985 parte un progetto molto particolare che fa un po' anche da campione, da preambolo ad altri esperimenti di forestazione come questo. Nel 1985, penso molti lo ricorderanno, c'è stata una nevicata veramente eccezionale che ha portato a qualche metro di neve nelle zone, diciamo, collinari. Anche in questa zona qui c'era stata una nevicata intensa, a cui si è seguita la pioggia e il peso della neve bagnata ha schiantato parecchie piante. Praticamente terminata la stagione qui c'era una desolazione, molte piante abbattute, altre danneggiate e quindi è partito un progetto curato dall'azienda di Padova e allora si chiamava Azienda Regionale Foreste, poi diventata Veneto Agricoltura, di messa a dimora di piante per ripristinare il bosco planiziale.
Le piante erano rigorosamente autoctone, quindi venivano dai vivai di Montecchio Precalcino ed erano farni, aceri, olmi, frassini che sono state messe a dimora con una tecnica diciamo in modo da rendere, seppur l'impianto artificiale, poco visibile nella sua artificialità. Quindi uno, se entra nel bosco, non coglie che le piante sono state messe a dimora dall'uomo. Negli anni poi il bosco è cresciuto molto rapidamente perché ha trovato un terreno ricco di sostanza organica e ricco di acqua ed è diventato anche un bosco sperimentale, tant'è che viene spesso visitato da professionisti della forestazione, diventando anche una specie di impianto pilota per realizzazione di boschi di più ampie dimensioni. Il bosco di Mestre, che è in fase di allestimento, è proprio ispirato come tecnica a questo bosco. Guardiamo adesso qui davanti a noi, perché entriamo proprio nel vivo di quella che è una risorgiva di quella che è la forza della natura. Qui davanti a noi abbiamo quella che una volta venivano chiamate canne battute. Probabilmente realizzata quando è stato realizzato l'acquedotto, quindi nel 1800, qui è stata battuta un tubo forato sul fondo, il quale ha intercettato una falda che è in pressione perché il terreno soprastante è costituito da argilla e quindi è impermeabile. La spinta dell'acqua fa sì che la stessa possa risalire lungo il tubo e venire a giorno naturalmente. Quindi assolutamente naturale, giusto? Sì, assolutamente naturale. Se noi la chiudiamo, ecco, diciamo, non esce più acqua, poi togliendo il dito questa viene fuori con una forza data dalla spinta che viene da sotto. Questa tecnica è stata utilizzata anche per l'acquedotto. Sì, perché vogliamo ricordarlo magari a beneficio dei nostri telespettatori che non hanno seguito la prima parte di questo programma, che da qui parte uno degli acquedotti di Padova. Parte quello che i padovani chiamano il primo acquedotto, quello del 1800, che fornisce 500 litri al secondo ancora oggi alla città. E proseguiamo il nostro viaggio, andiamo sull'altopiano di Asiago e dei 7 comuni. I nostri affezionati telespettatori sanno quanto è caro quel territorio, visto che comunque è la mia città, il mio territorio natale. Nei mesi scorsi siamo stati in uno degli 8 comuni a Lusiana per visitare la Valle dei Mulini. Io in questo momento mi trovo col signor Amedeo Garzotto perché fra pochi istanti entreremo proprio all'interno del famoso, possiamo dire così, signor Amedeo, il mulino Garzotto. Dicevo, Valle dei Mulini, perché questo nome? Perché ce n'erano parecchi, diciamo nell'antichità, neanche proprio tanto, perché fino agli anni 50 hanno funzionato. Allora, diciamo subito che questo mulino è stato attivo, ha funzionato fino ai primi anni 50, con sempre la sua famiglia. Sì, sempre la mia famiglia, sì. In questa zona quanti mulini c'erano? Ce n'erano 7 che mi ricordo io, ma sono stati trovati dei resti anche in posti dove non si aspettava, non si sapeva che c'erano. Questi mulini venivano utilizzati per fare macinare il grano turco e il frumento e erano quasi tutti abbinati con la pila d'orzo. Perfetto, e quindi si produceva anche l'orzo e in più c'erano i magli invece per la lavorazione del ferro. Allora, eccoci dentro a questo mulino. Già l'impressione così, complimenti per il gran lavoro che ha fatto. Allora, vogliamo spiegare a tutti i nostri telespettatori, grazie naturalmente anche all'immagine del nostro Davide Segalini, com'era, cosa c'era all'interno di questo mulino? Beh, intanto diciamo che tutti gli ingranaggi sono di legno, fatti
in parte ricostruiti, ma tali e uguali come lo erano in precedenza. Ecco, tutta la struttura di ferro c'è solo appena il necessario, i cerchi per tenere assieme i vari volani, che ognuno ha il loro nome. Adesso bisognerebbe spiegare che comunque quello fuori c'è la grande ruota di legno, poi c'è quello che si chiama scu, questo si chiama caponara, e poi ci sono dei vari volani e delle cinghie che fanno girare il buratto. Allora, partiamo con gradi, signor Amedeo, se d'accordo. Allora, c'era la grande ruota fuori che girando faceva girare tutta una serie di ingranaggi. Diciamo che inizialmente ce n'erano 2 di ruote, giusto? Sì, erano 2 ruote, una per il mulino e una per la pila d'orzo. Ma allora, perché il mulino, voi qui facevate sia la farina bianca che la farina gialla? Esatto, sì. E inoltre c'era la pila d'orzo, che quello lavorava soprattutto di questo periodo. Diciamo da luglio, agosto e settembre, fine luglio e agosto per la pianura, e poi si andava sull'altopiano di Asiago a prelevare l'orzo e si pilava, il detto è così, pilarlo. Ma com'era la lavorazione? Come avveniva? La lavorazione era, dovremmo vedere poi la pila d'orzo che è dentro, si versava l'orzo dentro. Parliamo un attimo tutto della farina bianca e della farina gialla, quello che vediamo qui in questa stanza. Ecco, dunque questo è per la farina bianca, e qui abbiamo tutti gli attrezzi dell'epoca che servivano per il mulino, per portare il grano, la farina, ecco, e quello per la farina gialla, per la polenta più che altro. E si raccoglieva con un livello di questi, un po' che si versava dal sacco dopo che il contadino l'aveva portato, e si pesava il sacco, vero? E si scriveva sul muro in giro, si notano ancora con i pezzi di carbone del focolare, si scrivevano i pesi per poi dopo fare anche il conto per dare poi restituire la quantità giusta. Vabbè, quello è fondamentale. La cosa bella, scusi un attimo signora Amedeo, la cosa bella che dovete sapere è che il signor Amedeo racconta tutti questi aneddoti e sono secondo me sono le guide più belle, perché il signor Amedeo ha vissuto in giovane età proprio la vita del mulino, perché fin quando era giovane, fino a circa 15-17 anni, aiutava i genitori proprio, che era questa l'attività principale della famiglia. Esatto. Sì. Allora andiamo avanti con questo racconto. Ecco, allora spiegare un po' come si funziona. Allora prendeva un po' di grano e un crivello si chiama questo qua, no? Si scuoteva un po' che andasse fuori la polvere, si saliva questa scaletta che è ancora autentica, quella non l'ho rifatta perché per mantenere quella vecchia di una volta, si versava dentro là sopra, che è la tramogia, finché ce n'era, poi si metteva in moto la ruota, qui c'è un innesto che si ingrana, che adesso per far funzionare, innestare, sarebbe una specie di marcia se vogliamo. Ecco. Vorrei salire perché, allora, ecco, qui si versa qui c'è un pezzo di corda, un pezzo di legno, si lasciava dentro. Perché? Perché quando era messo tutto il grano, questo si staccava, finché c'era grano rimaneva su, ma quando il grano era finito, questo cascava giù automaticamente. Ed era un po' l'allarme che diceva che era finito e che bisognava chiudere. Esatto, la macchina girando faceva questo rumore che segnalava appunto che il grano era finito. Ecco, e allora bisognava venire o fermarlo o caricarlo di nuovo. Da qui si regolava che andasse giù più o meno secondo la quantità d'acqua che c'era, in modo da si regolava a orecchio, bisognava avere una certa esperienza, si sentiva, se faceva fatica si diminuiva, se no si aumentava, insomma, e lì è un'esperienza del mugnaio. Assolutamente. Torniamo giù, se è d'accordo signore Amedeo, facciamo piano naturalmente, perché non vogliamo far danni. In terra abbiamo delle macine consumate che fanno da pavimento, qui ce ne sono già 3, qui una è giù 4 e una è giù in cortile che ho fatto un tavolo, l'ho levata. Questo è un indice che il mulino è molto antico, perché io... E vuol dire che ha lavorato anche molto però, signor Amedeo? Ma diciamo che gli ultimi anni non è che lavorasse molto,
non è che lavorasse molto, però con quanti che ce n'erano capirà che Altra cosa che è una curiosità mia, cos'è questo arnese e ne vediamo forse uno simile un po' più moderno di fronte? Quello è il burato, cioè è quello che quando il grano è macinato viene spinto fuori verso l'esterno, in quella canaletta qui era qui, e entra dentro, il burato gira, separa la crusca dalla farina. Qui esce la farina, poi là esce della farina un po' più grossa che bisogna rimacinare e in testa esce la crusca che serviva per il pollame. Ecco. Questo era il lavoro che si faceva, insomma. E anche per oggi siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Io volevo naturalmente ringraziare tutti quanti voi telespettatori che ci date sempre moltissime soddisfazioni, ci seguite sempre numerosissime. Alcune informazioni di servizio, il nostro indirizzo di posta elettronica viaggiando@telechiara.it, se voi volete mettervi in contatto con noi per darci dei suggerimenti per le prossime mete di Viaggiando Viaggiando oppure per richiederci delle informazioni. Voglio ricordarvi che anche questa puntata, come tutte le puntate precedenti, nei prossimi giorni sarà possibile rivedere sul nostro canale di YouTube, quindi Telechiara Produzione, oppure cliccando su qualsiasi motore di ricerca il nome e cognome del sottoscritto, quindi Piero Brazzale. Per oggi è tutto, l'appuntamento sempre qui dal virtual set di Telechiare per la settimana prossima, sempre alla scoperta dei luoghi più belli vicini a casa nostra e come di consueto viaggiate assieme a noi.